Adesso il prossimo premiato è sempre siciliano, è nato a Bagheria, ha iniziato a recitare in teatro e poi ha partecipato a varie fiction, vari film, lo conoscete tutti, ne citiamo soltanto alcuni perché sono davvero tantissimi. Turidi dei Fratelli Italiani, girato peraltro in questo territorio, La fame e la sete di Antonio Albanese, sempre girato in queste zone, ancora Baria di Tornatore, Malena sempre di Tornatore, La stagione della caccia di Camilleri. Sto parlando di Orio Scaduto, che invitiamo a salire sul palco e nel frattempo mostriamo un bellissimo videoclip. Orio Scaduto, eccolo qua, buonasera, buonasera Orio Scaduto, è un grande piacere averla qui con noi. Mi piace dire una cosa di Orio Scaduto, perché come avete visto anche in questo reel che abbiamo visto, è un attore che riempie di significato la categoria dei caratteristi, perché basta guardare... È lui? Prova. Il caratterista è il tipo di attore che, magari pur non rivestendo il ruolo di protagonista, assume in sé proprio il personaggio, connotandolo proprio di una forza espressiva come quelle che abbiamo visto, che riverbera in tutta la durata della storia. Orio Scaduto, come si riesce a dare ai personaggi una impronta tanto personale da essere ricordata qualche volta anche più dell'attore protagonista? Intanto grazie per l'invito e volevo ringraziare anche io Mario, il comune di Petralia per questo invito e per queste luci soprattutto. E per essere presente in questo splendido posto. E purtroppo, non essendo dotato di grande bellezza, ho dovuto fare un po' ci eravamo messi d'accordo, grazie. Ho dovuto fare un po' delle mie caratteristiche anche fisiche, del mio viso, una forza. Direi, perché a volte espressiva. C'è un'espressione talmente forte che non serve neanche parlare, le parole sono superflue a volte. Devo dire che mi è capitato di essere in giro con dei colleghi magari che hanno fatto dei ruoli da protagonisti che non sono per nulla riconosciuti. Esattamente, quello che intendevo dire quando ho detto forse a volte più del protagonista, perché queste sue espressioni, questo è proprio il caratterista tipo, è lei. Un viso molto espressivo anche, grazie. Allora, intanto... una domanda, sono curiosa di sapere, lei ha fatto tanti ruoli, no? In tutta la sua carriera, ne abbiamo citati alcuni, anche nella stagione della caccia di Camilleri, ma tanti altri. Qual è un ruolo che non ha interpretato e che invece che le piacerebbe interpretare? Ma un ruolo che mi piacerebbe tantissimo al cinema è un ruolo comico, perché magari l'ho fatto in teatro tanti anni fa soprattutto, in cui mi sono scritto delle cose e le ho portate in teatro. Però al cinema non mi è mai capitato, a parte Baria, in cui usciva fuori questo personaggio abbastanza buffo, però una commedia mi piacerebbe molto, in cui magari vengono fuori i tempi comici che credo di avere. Invece come è stata la sua carriera, nel senso come è iniziato? Perché oggi abbiamo visto già 2 giovani attrici, ne abbiamo viste un'altra, pure Gabriella, ma insomma, se lei oggi dovesse dare un consiglio giovane aspirante attore, un'attrice, che cosa le direbbe? Allora, io ho iniziato un po' per gioco con degli amici a scuola, facevo le scuole superiori e avevamo questa voglia di giocare, e abbiamo trovato nel teatro questa forma che poteva essere molto espressiva e anche divertente per noi, quindi un po' per gioco. Poi per me è diventato davvero qualcosa di importante, e da lì è partita anche una passione fortissima e poi è diventato il mio lavoro. Come ci si prepara a fare un personaggio di un film? Ma a me al di là naturalmente del copione, al di là insomma di quello che è la sceneggiatura eccetera, però interiormente come ci si prepara anche psicologicamente? Sì, secondo il tipo di ruolo a me piace molto riuscire a vedere questo ruolo dall'esterno, quindi calarmi come da spettatore cosa mi piacerebbe vedere di quel ruolo, e allora magari cerco di farne uscire i difetti o quello che vorrei che quel personaggio mi raccontasse, e allora cerco alcune caratteristiche particolari. Sì. E devo dire che ci gioco molto a volte, quando
quando il regista ti dà la possibilità, ovviamente. Perché A lei nessuno ha mai chiesto come le piacerebbe essere diretto? No, mai. Ho trovato però dei registi che, e questo ci dicevamo con Paride oggi pomeriggio. Con cui avete anche lavorato sì, insieme. abbiamo lavorato insieme, ci conosciamo da tantissimi anni. È un regista che ama gli attori, per esempio, è Tornatore, perché lui davvero vuole che l'attore esca tutto il meglio di se stesso, e noi stavamo giornate intere a girare un solo ciak, cioè delle cose pazzesche davvero. Qual è il ruolo che invece a cui è più affezionato? Perché ci sarà un ruolo che le è piaciuto forse di più rispetto ad altri. Sì, guardi, io citavo prima I Fratelli Italiani, no? È stato il mio primo film. Turidi. Ed è stato girato proprio in questo territorio, quindi io sono molto legato a questo territorio perché lo abbiamo girato qui, quindi ogni volta che vengo qui ed ero un pastore, un sequestratore che sequestrava Turiferro, era una novella tratta da Pirandello, La cattura, e sono molto legato a quel ruolo perché non lo amavo molto, era un buono che però era costretto a sequestrare un medico, che poi però se ne pentivano e quindi lo liberavano, ed è una storia molto bella, è una novella molto bella questa. E adesso a cosa sta lavorando? Adesso ci sono 2 film che usciranno quest'autunno per il cinema, finalmente le sale. Infatti lo dicevamo all'inizio, sì. Finalmente, piano piano, ancora con qualche difficoltà sui posti, però insomma l'importante è iniziare. Sì. Uno è Il teorema delle felicità di Luca Fortino, ed è un film girato nel periodo terribile dell'anno scorso, ed è proprio sul tema del lockdown. Quanto è stato complicato riuscire a girare in quel periodo lì? Soprattutto per le piccole produzioni che dovevano seguire dei protocolli molto più costosi, molto no? più I costi erano molto più alti. Molto più difficile, con truppo ridotto ovviamente, però con grosse complicazioni. E poi un altro film dove ancora 2 giorni di ripresa e quindi da ultimare è il film di Papasso che girerò a Maratea, stiamo girando a Maratea, ed è sulla storia di un migrante, una storia vera, e un ragazzo che davvero è arrivato in Italia col barcone, è molto toccante. Io faccio un pescatore che lo salva dal mare, però poi nasce un conflitto, ed è una storia in 3 episodi. E quando lo vedremo, il prossimo anno? In autunno speriamo di poterlo vedere. Qual è oggi lo stato di salute, al di là adesso diciamo del Covid di cui abbiamo parlato, del cinema italiano? Perché poco fa insomma anche Paride Benasè ha parlato delle differenze con gli Stati Uniti, però secondo lei qual è lo stato di salute? La temperatura com'è? C'è un po' di febbre? Io penso che in particolare il cinema italiano negli ultimi anni sia stato a buoni livelli, non stiamo attraversando i periodi migliori che ci hanno visto negli anni 60 soprattutto primeggiare nel mondo, però credo che oggi il cinema italiano possa dare ancora tanto, soprattutto ci sono degli autori validissimi, soprattutto spero che il cinema siciliano e questo territorio possa essere un set sempre più anche nel futuro. Anche perché è veramente un territorio splendido, sì. Con dei colori, a me piacciono molto i colori, esatto, certo, di questo territorio. Grazie a Dorio Scaduta. Adesso chiamiamo per la premiazione l'assessore Carmelo Licata. Eccolo qua. Buonasera. Buonasera assessore, benvenuto. Grazie. Fotogramma di pietra a Orio Scaduto. Di Tornatore di Morricone, il maestro Morricone, sono sempre meraviglioso. Assessore, prego, vuole dire qualcosa? Sì, grazie. Sono molto lieto e onorato di consegnare questo premio. È un piacere averla qui. Siamo lieti ancora una volta di ospitare questa rassegna dei fotogrammi di pietra. È un appuntamento, ormai la 4ª edizione, quindi si è migliorata negli anni, anche se purtroppo abbiamo dovuto rivedere alcune cose perché la situazione pandemica ci costringe a mantenere e rispettare chiaramente quelle che sono tutte le indicazioni per tutti quelli che fanno arte, che fanno cinema, spettacolo, ma anche per chi lavora, poi penso ai tecnici, chi si occupa. È tutto un mondo che è stato particolarmente colpito.
Quindi l'augurio migliore è quello di tornare veramente alla normalità, vogliamo andare a cinema, andare a teatro, vogliamo assistere agli spettacoli, è questo che ci è mancato e che speriamo di poter rivivere come una volta. Complimenti Ce lo auguriamo anche a tutti. voi. Grazie. Grazie mille a Dario Scaduto, complimenti, grazie Assessore.